Ciao a tutti, avete segnato in agenda la notte tra il 14 e il 15 marzo 2025. Yes. Preparatevi. Assisteremo a un'eclissi lunare totale e non una qualsiasi, ma la famosa luna di sangue. Wow. Un evento raro e spettacolare, insomma, non esattamente qualcosa che si vede tutti i giorni. Esattamente. E la domanda è, perché luna di sangue? Già. Cosa succede lassù nel cielo notturno per dare alla luna questo colore così inquietante? È proprio questo che mi ha incuriosito. L'articolo di tecnologia libro.it parla di un effetto rosso intenso, quasi come sangue, immagino. Pietro. Ma cosa causa questo cambiamento di colore? Non è che la luna si spaventa durante l'eclissi. Ah, non niente paura. Il colore rosso è dovuto a un fenomeno scientifico affascinante. Immagina la Terra come una gigantesca palla che blocca la luce del Sole. Durante un'eclissi lunare totale, la Terra si posiziona proprio tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sulla Luna. Ok, questo ha senso, ma non spiega il rosso. Aspetta, c'è di più. Anche se la Terra blocca la maggior parte della luce solare, una parte di essa riesce a filtrare attraverso l'atmosfera terrestre. Qui arriva il bello. L'atmosfera terrestre si comporta come un prisma scomponendo la luce. Un prisma. Come quelli che usiamo a scuola per creare arcobaleni. Esattamente. La luce è composta da diversi colori e ogni colore ha una sua lunghezza d'onda. L'atmosfera terrestre diffonde maggiormente i colori con lunghezze d'onda più corte come il blu e il verde, mentre lascia passare più facilmente i colori con lunghezze d'onda più lunghe come il rosso. È un po' come se l'atmosfera facesse una selezione lasciando passare solo il rosso. Quindi è come se la Terra fosse un gigantesco filtro rosso. Interessante. Ma questo effetto filtro si applica sempre o solo durante l'eclissi? Ottima domanda. Il cielo appare blu durante il giorno proprio per questo effetto di diffusione della luce, ma è durante l'eclissi che la luce rossa filtrata dall'atmosfera terrestre diventa protagonista illuminando la Luna e dandole quel caratteristico colore rosso sangue. Incredibile. Quindi per ricapitolare, la Luna si tinge di rosso durante un'eclissi totale, perché la luce solare filtrata dall'atmosfera terrestre la illumina solo con i toni rossi, come un tramonto solo che sulla Luna. Esattamente. Ed è per questo che ogni eclissi lunare è unica. A seconda delle condizioni atmosferiche la tonalità di rosso può variare. Un'eruzione vulcanica, per esempio, può aumentare la quantità di polvere nell'atmosfera rendendo il rosso più intenso o persino tendente al marrone. Wow, non ci avevo mai pensato. Ogni eclissi è uno spettacolo irripetibile. E a proposito di spettacolo, l'articolo dice che questa eclissi sarà visibile soprattutto nelle Americhe e per noi in Italia potremo goderci la luna di sangue. Non saremo così fortunati come gli americani, l'eclissi sarà visibile anche dall'Europa, ma solo parzialmente. Ah, Il clou dello spettacolo con la Luna completamente immersa nell'ombra terrestre avverrà quando da noi in Italia la Luna sarà già tramontata. che peccato. Quindi niente luna di sangue in diretta per noi, ma almeno potremo vedere l'inizio dell'eclissi giusto. Esatto. La Luna inizierà ad entrare nella penombra terrestre alle 04:57 del 15 marzo. Ok. Il consiglio per chi volesse tentare di osservare almeno questa fase iniziale è di trovare un luogo con una vista libera sull'orizzonte occidentale. Quindi colline, spiagge e posti con l'orizzonte libero da ostacoli. A proposito dell'articolo di Tecnologia, libro.it menziona diversi tipi di eclissi lunare. Totale, parziale e penombrale. Mi sono un po' perso, potresti spiegarmi la differenza? Certo. Immagina l'ombra della Terra come un cono che si estende nello spazio. Ah. Durante un'eclissi totale, la Luna attraversa completamente la parte più scura di questo cono chiamata ombra. In un'eclissi parziale la Luna attraversa solo parzialmente l'ombra, come se la sfiorasse. Infine, nell'eclissi penombrale, la Luna attraversa la penombra, la zona più esterna e sfumata del cono d'ombra. Ok, quindi è come se la Luna entrasse in una stanza a buio eclissi totale e completamente al buio eclissi parziale, è in penombra vicino alla porta di eclissi penombrale, è ancora nella luce, ma vede la stanza scura, giusto? Esattamente. Un'analogia perfetta e a seconda di quanto la Luna entra nell'ombra, il suo aspetto cambia nell'eclissi penombrale, potresti quasi non notare la differenza, un leggero calo di luminosità nell'eclissi parziale, invece una parte della Luna apparirà oscurata come un morso e nell'eclissi totale, la Luna si tingerà di quel rosso sangue di cui abbiamo parlato. Capisco. Quindi, tornando alla nostra eclissi del 14 marzo, anche se non vedremo la totalità, potremo comunque osservare una parte di questo morso dell'ombra. Peccato perdersi il gran finale, ma meglio di niente. Ma a questo punto mi sorge una domanda. Se l'eclissi lunare è causata dall'ombra della Terra, perché non si verifica ogni mese durante la luna piena? Ottima domanda. Il fatto è che l'orbita della Luna attorno alla Terra non è perfettamente allineata con l'orbita della Terra attorno al Sole, c'è una leggera inclinazione come se la Luna ballasse un po' su e giù rispetto al piano dell'orbita terrestre. Ecco perché non abbiamo un'eclissi ad ogni luna piena. Ah, ecco perché. Quindi è una questione di allineamenti cosmici, come se servisse una combinazione perfetta per creare questo spettacolo. Parlando di combinazioni perfette, l'articolo menziona il Virtual Telescope Project,
Project, un progetto che permetterà di osservare l'eclissi online. Di cosa si tratta esattamente? È un'iniziativa fantastica. Il Virtual Telescope Project offre la possibilità di osservare il cielo notturno in diretta, grazie a telescopi controllati a distanza e a un team di esperti che commentano l'evento. E per l'eclissi lunare del Forte Marzo hanno organizzato una diretta speciale con immagini in diretta da tutto il mondo. Wow, quindi anche se ci perdiamo la luna di sangue in Italia, possiamo comunque goderci lo spettacolo online. Fantastico. E da dove trasmetteranno? La cosa incredibile è che avranno immagini da diverse località, tutte con una vista privilegiata dell'eclissi totale. Montreal, Michigan, Panama, Ontario, Florida, Nebraska, Sherbrooke, New Mexico. Caspita, un vero e proprio team internazionale. Quindi anche se non possiamo essere fisicamente presenti in America, possiamo comunque vivere l'eclissi in modo immersivo grazie a questa collaborazione globale. E a che ora inizia la diretta? La diretta inizierà alle 04:00 UTC del 14 marzo. Perfetto, segnerò subito la data sul calendario. E a proposito di date importanti, mi chiedevo, l'eclissi lunare è sempre stato un evento che ha affascinato l'umanità nell'antichità, prima che si capisse la scienza dietro a questo fenomeno come veniva interpretata. Hai toccato un punto interessante. Prima che la scienza spiegasse la natura delle eclissi, venivano spesso interpretate come eventi mistici carichi di significati simbolici e religiosi in molte culture. L'eclissi lunare era vista come un segno di sventura, di cambiamento imminente o addirittura come una lotta tra divinità. Wow, davvero affascinante. Mi immagino l'impatto che doveva avere vedere la luna sparire o cambiare colore senza capirne il motivo, un vero e proprio mistero che accendeva l'immaginazione. E chissà, forse anche oggi, al di là della spiegazione scientifica, l'eclissi lunare conserva un po' di quella magia ancestrale. Assolutamente. Osservare un'eclissi, specialmente una totale come quella che ci aspetta, è un'esperienza che va oltre la semplice osservazione di un fenomeno fisico, è un momento di connessione con il cosmo, con la storia dell'umanità e con la nostra capacità di meravigliarci di fronte alla bellezza e al mistero dell'universo. Già, hai proprio ragione. E anche se noi in Italia non potremo vedere la luna di sangue in tutto il suo splendore, possiamo comunque cogliere l'occasione per riflettere su questo spettacolo celeste e sul suo significato. Esatto. E a proposito di riflessioni, mi chiedevo, abbiamo parlato di come la luna si tinge di rosso durante l'eclissi totale, ma cosa succederebbe se la Terra non avesse atmosfera? Come apparirebbe la luna durante l'eclissi? Bella domanda. Non ci avevo mai pensato, se la luce rossa che vediamo durante l'eclissi è dovuta all'atmosfera terrestre. Senza atmosfera cosa succederebbe? Beh, in quel caso la luna non diventerebbe rossa, ma semplicemente sparirebbe. Sparirebbe, davvero, con un trucco di magia. Esattamente. Senza l'atmosfera terrestre a piegare e filtrare i raggi solari, la luna sarebbe completamente immersa nell'ombra della Terra, al buio totale, niente luce, niente luna visibile. Incredibile. Quindi l'atmosfera terrestre, che spesso diamo per scontata, è in realtà fondamentale per questo spettacolo della luna di sangue. È come se l'atmosfera stessa ci regalasse questo spettacolo. Proprio così. E questo ci fa capire quanto sia importante il ruolo dell'atmosfera terrestre non solo per la vita sul nostro pianeta, ma anche per il modo in cui percepiamo l'universo che ci circonda. Già, è vero. A volte dimentichiamo quando siamo fortunati ad avere questa sottile protezione attorno alla Terra. Ma torniamo all'eclissi del 14 marzo. Sappiamo che in Italia vedremo solo una fase parziale. Hai qualche consiglio per godersi al meglio lo spettacolo? Certo, innanzitutto cercate un luogo con poca illuminazione artificiale. L'inquinamento luminoso può rovinare la visione del cielo notturno. Quindi, se possibile, allontanatevi dalle città e cercate un punto di osservazione in campagna, in collina o al mare dove il cielo è più buio. Quindi niente selfie con la luna di sangue dal balcone di casa. Meglio cercare un posto più selvaggio, lontano dalle luci della città. Esattamente. E a differenza delle eclissi solari, per osservare un'eclissi lunare non servono particolari protezioni per gli occhi, si può guardare il fenomeno a occhio nudo senza rischi. Perfetto. Quindi, ricapitolando, per chi si trova nelle Americhe, l'eclissi lunare totale forte in marzo sarà visibile in tutto il suo splendore. Per chi si trova in Italia, invece, sarà possibile osservare solo l'inizio dell'eclissi, prima che la luna tramonti. In ogni caso, per godere al meglio dello spettacolo, il consiglio è di cercare un luogo con poca illuminazione artificiale e con una vista libera sull'orizzonte occidentale. E per chi non potesse uscire di casa, c'è sempre la diretta del Virtual Telescope Project con immagini da tutto il mondo. Esatto. E non dimentichiamoci che l'eclissi lunare è un'occasione per riflettere sulla nostra posizione nell'universo, sulla bellezza e la complessità del cosmo, un evento che ci ricorda quanto siamo piccoli e fragili di fronte alla vastità dello spazio, ma allo stesso tempo quanto siamo fortunati a poter assistere a spettacoli del genere. Hai proprio ragione. A questo proposito vorrei concludere questa nostra immersione nell'eclissi lunare con un invito ai nostri ascoltatori. Alzate gli occhi al cielo la notte tra il 14 e il 13 marzo e lasciatevi affascinare dallo spettacolo della luna, anche se solo parzialmente di sangue, e se volete
approfondire l'argomento, ricordate che il Virtual Telescope Project offre una diretta online con immagini da tutto il mondo, non perdetevela. Concordo. E ricordate, l'universo è pieno di meraviglia, basta avere la curiosità di cercarle. Buona visione a tutti.